Dio Brugioni, partita IVA, libero professionista, avvocato. Mi puoi dire come vedi questa giornata e se possiamo vedere un po' la luce? Buongiorno, sì, condivido il pensiero di Marzia Breda. Anch'io come professionista è 2 mesi e mezzo che vivo un'attività che non è più l'attività di una volta. Abbiamo i tribunali giustamente contingentati per ragioni di sanità e di sicurezza nella sanità e stanno cambiando anche le modalità di sviluppare la nostra professione. Il problema qual è? Io l'ho già espresso in altre occasioni che una cosa è l'emergenza sanitaria, una cosa invece è avere in mente che il motore di questo paese sono gli imprenditori, sono le partite IVA, sono i commercianti, gli esercenti e il turismo. A me quello che fa specie è che oggi non siamo in grado, a 2 mesi e mezzo dall'inizio di questa pandemia, di dire che i nostri commercianti, i nostri esercenti e tutti i professionisti e le partite IVA sono in grado di lavorare nel rispetto di quelli che sono i sistemi di sicurezza, perché non ci sia un contagio come c'è stato in passato. Io credo che ci si debba, quando si governa un paese, mettersi nella condizione di dare importanza a chi in qualche modo, anche col suo gettito fiscale, mantiene il paese.